Presidente. Buongiorno Presidente. No, Presidente. Sarebbe piaciuto mettermi là dietro per vedere il vostro scherzo. Contento? Beh sì, molto contento, me lo aspettavo, ma è sempre una grande gioia vedere che la propria linearità di comportamento sia stata riconosciuta. Io non ho mai avuto dubbi su questo fatto, ma il fatto che sia stata riconosciuta è sicuramente un motivo di grande gioia. Spero che se ne accorgano tante persone. Siamo qui invece a Malpensa Cargo, c'è questo problema dell'ampliamento, lei cosa pensa? Ma sull'ampliamento è chiaro che io sono dell'opinione che la richiesta che era stata sottoscritta dai sindaci da tutto il territorio fosse la richiesta giusta, anche perché fino a quel momento era stata dichiarata l'assoluta inattuabilità di tutti gli altri progetti da parte di ANAC. Stiamo a vedere cosa succederà. È fuori di dubbio che Malpensa la sta cercando di penalizzare in tutti i modi attraverso tutti i sistemi possibili. Dall'Italia in poi è stato sempre un tentativo di penalizzarla, ma Malpensa ha una forza insita tale per cui nonostante questi tentativi riesce sempre a dimostrare l'importanza oggettiva di questo aeroporto che nessuno potrà mai eliminare. Grazie.